L'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento si è aggiudicato il primo premio come Best Team per le scuole del primo ciclo partecipanti alla maratona STEAM, che si è tenuta nei giorni 13, 14 e 15 ottobre a Marsala. L'evento ha visto il coinvolgimento di 1500 studenti, 130 scuole del progetto Una rete per il Sud, obiettivo STEAM, finanziato dal MIUR e coordinato dalla scuola Paolo Liceo Pascasino di Marsala. Nella suggestiva cornice del Teatro Impero, due ragazzi, Flavio Taibbi e Siria Terrasi, della classe seconda E della scuola secondaria di primo grado del Plesso Fava di Monserrato, hanno convinto con il loro progetto l'illustre giuria. Il tema della challenge, in cui si sono sfidate le scuole di tutto il meridione d'Italia, è stata la progettazione di una smart city inclusiva a misura di donna, fatta di servizi, attività e best practice a favore della parità di genere. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Quasimodo si sono distinti tra le 40 scuole che avevano superato la prima fase, che si era svolta ad aprile 2022 sui temi dell'innovazione digitale e il gender gap. Lo scorso anno scolastico la scuola ha manifestato l'intenzione di partecipare a questa rete. È un progetto che è stato portato avanti da un liceo di Marsala, il liceo Pascasino nello specifico, rientra nelle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale ed è un progetto che mira a superare gli stereotipi del gender gap per quanto riguarda le differenze di genere. Tant'è vero che abbiamo l'acronimo STEAM, giusto per fare un focus su quelle che sono le difficoltà di far inserire il mondo femminile in queste discipline: scienze, tecnologie, ingegneria, arti e matematica. I ragazzi in un primo momento, coadiuvati anche dal supporto dei docenti che hanno anche loro partecipato a questo progetto nell'ordine della loro formazione, sono stati prima formati i docenti e poi la ricaduta della formazione è stata a vantaggio dei ragazzi che hanno partecipato ad un hackathon che si è svolto a maggio dello scorso anno, o meglio del 2020, dello scorso anno scolastico, qua nel nostro istituto. Poi dalla selezione di questa hackathon i ragazzi, il gruppo vincitore, sono andati a Marsala la scorsa settimana, anche lì un'altra maratona, sempre sotto forma di hackathon, ha dato la possibilità ai ragazzi di cimentarsi nello sviluppo di un'idea progettuale e ha visto come protagonisti proprio i miei due alunni Siria e Flavio, che hanno generato un prodotto che a quanto pare vigente, che ha coinvolto e ha dato lustro, insomma, alla loro idea, tant'è vero che è risultato vincitore. Orgogliosissimi, chiaramente, la scuola è orgogliosa del lavoro che hanno svolto, anche perché meritato, considerato che intanto sono state coinvolte più di 40 scuole italiane del sud Italia in questa maratona e poi loro hanno vinto tra più di 1300 studenti partecipanti, quindi un risultato davvero eccezionale. Lascio la parola a loro due che spiegano meglio il progetto. La Maratona STEM per noi è stata un'esperienza bellissima, dove la collaborazione e l'impegno si sono uniti al divertimento. Infatti il nostro punto di forza è stata appunto l'unione che c'è stata tra noi e i nostri compagni del team, con cui abbiamo fatto amicizia. Il tema della sfida era ridisegnare una città inclusiva costruita a favore della parità di genere. Abbiamo pensato che una soluzione potesse essere il cinema, che ci potesse aiutare a sconfiggere tutti questi stereotipi e pregiudizi che si danno. Infatti, se gli adulti vengono corretti, anche noi possiamo cambiare. Durante questa esperienza irripetibile abbiamo avuto l'occasione di permetterci a usare e conoscere anche il mondo della robotica e il nuovo mondo, ecco. Allora, la mostra allestita ci ha permesso di giocare con dei bracci robotici e dei robottini didattici di ultima generazione. In conclusione del nostro servizio, ecco, quale sarà il futuro dell'attività, Preside? Allora, innanzitutto bisogna dire che i ragazzi hanno vinto il premio, ma in che cosa consiste? Il premio consiste in un viaggio che faranno in una delle città delle scienze, quindi Flavio e Siria si recheranno in questa città che ancora non è stata individuata nella prossima primavera. Tengo a precisare che il progetto è stato condotto da un team digitale della scuola. Qua abbiamo due rappresentanti, la professoressa Selena Battaglia e Floriana Lomascolo, che hanno dato la possibilità a questi ragazzi di partecipare, anche perché li hanno preparati.
È stata una bella esperienza, velocemente, a conclusione del servizio. Fantastica, anche perché mentre i ragazzi si occupavano di questa maratona, di questo hackathon, noi insegnanti siamo stati occupati in una occasione di formazione ulteriore per analizzare il curriculum di istituto e pensare delle attività in verticale da fare in futuro. Soddisfatta anche lei? Sì, soddisfattissimi.